No, I'm not a writer. Bonjour, non so come siamo messi con le puntate, un casino a metà fa basta. Ma vabbè, anche da un po' che non faccio video perché sto smaltendo quelli vecchi, no? Allora, riassunto della giornata di oggi. Ieri sono tornato tardi perché sono con un amico a bere fuori, mangiare la pizza, eccetera, quindi devasto totale stamattina per alzarsi, mamma mia che impresa, ragazzi. Lavoro, poi, anzi lavoro, sì, ok? Poi ho finito di lavorare e adesso sono qua, mi ciuccio subito un caffè, mi monto il computer, monto il monitor e tutto, vado avanti a finire i siti, no? Perché ho dei siti che sto finendo e allora via il piacere e dentro il dovere. Caffè, pronto sei? Yabadabdu. Tacca 1, tacca 2, tastiera è qua. Mouse le H, ecco qua, e dopo mi attacco il Scarface. Ah no, ecco appunto, io adesso questo weekend dovrei portare la maialina, il suino pericoloso che l'ho trovato a casa, in un bel posto, un ranch, anche le caprette, tanti cani, sta qua si porta anche le caprette in casa, quindi ok, ottima situazione per lei. Furgoni a noleggio, ho chiamato tutto oggi, niente, sono tutti occupati, via tutti. In teoria c'è un amico che adesso chiamo che ha il furgone, vediamo se me lo presta e credo, boh, mi porta via il sacco a pelo. Mi sa che parto sabato pomeriggio e torno la mattina dopo, tanto ormai sono abituato, no? Guardati, attacca l'inverter e adesso sconto qua. Allora, cosa vogliamo noi? PC per adesso no, vogliamo il monitor, spegni il PC, subwoofer e casse no, l'hard disk dei video no, l'hub ma sì, lascialo acceso, l'hard disk dati no. Ok, ecco, vedi, questa è la mia PlayStation. Vedi, Scarface se ne sta lì, vedi, tutti i cavi tirati al millimetro, cioè una precisione assurda. Il mouse tassativamente col filo perché voglio sempre il mouse di qualità per non stressarmi, non rompermi le balle. Anche questo l'ho fatto preciso al millimetro, però guarda, è anche un po', cioè che puoi spostarti il monitor anche più in là. E ho messo queste specie di, consiglio anche a casa tua, queste fascette, è una cosa tipo a spirale, ok, in plastica dura, e dove tu la allarghi e gli fai il giro ai fili e viene poi questa roba qui, sembra un cavo unico alla fine, no? È anche scivolosa, quindi vai bene poi a tirare, a far tutto. Che tanto non risponde mai madre. Sai che c'è quel giochetto, quella cazzata che gira su Facebook, che praticamente se tu dovessi morire dovresti chiamare uno e se chiami quello e non ti risponde ti salvi la vita, no? Io metterei mia mamma. Occhio, attento. Devo fargli anche il sito all'altro. Aspetta, dammi l'internet, il tethering. Ecco, ho vinto la scommessa. Dai. Mi sposto stasera, torno al parco. Adesso sono qua, tra virgolette, in mezzo alla strada, col culo che guarda la strada e il muso che guarda un campo di grano. Bene, non risponde, o salva la vita. Buongiorno, eccoci qua, ripartiti. Oggi è, cane, che giorno è oggi? Oggi è sabato, sì, dai, avevamo parlato prima che era sabato, ci facciamo trovare impreparati così ogni volta, dopo pensano, ma questi dove vivono? Ah no, comunque oggi è sabato, finito di lavorare, preso sul cane pericoloso, pranzato, adesso andiamo un attimo a prendere l'acqua, digli, andiamo a prendere un po' di una cassa d'acqua. Andiamo a prendere una moca da uno che ci serve, un'altra roba, le bombolette, esatto, che non si ricordava, e dopo andiamo in montagna, perché noi non siamo un misantropi, adoriamo il genere umano, però abbiamo
Siamo a Tramonti di sotto. Prima di andare, dopo ci fermiamo al distributore, quello figo, perché ci laviamo il camper, facciamo il pieno dell'acqua e dopo cane. Ah, ti laviamo anche il cane nel frattempo. Sì, sì. E io stavo cercando l'antifurto, il bullo, che è quello della pubblicità, l'antifurto con le palle, non per la pubblicità, ma perché mi sentirei molto più sicuro. Io pensavo che volevo quello per i pedali e dopo casomai mi farò fare un buco nel piantone di sterzo e ci metto un lucchetto, qualcosa, hai capito? In modo da avere sia il blocco al piantone di sterzo che quello dei pedali, perché quello al volante ho sentito dire in giro che col trancino ti tagliano un pezzo di volante e fanno prima. E quindi porca miseria, c'è un tempo pre-pioggia, stiamo grondando, vero cane? Cosa abbiamo preso? Abbiamo preso la tazzina e la moka da 1, perché? Perché quando sono da solo la moka da 2 butto sempre via tutto e mi dispiace, e quando sono in 3 non basta la mia moka da 2, hai capito? Allora cane, adesso ti parcheggio un attimo. No, ci sono ci sono guarda che è tutto libero. Vai baby, un po' di ombra per te, dopo mangiamo anche le papine. Ha parcheggiato questo pirlo qua, e noi li parcheggiamo qua e vaffanculo. Tac, e via. È già andato via il sole e sta iniziando a piovigginare, non so se vale la pena di causare, aspetta chiudo la finestra, di andare a Tramonti, cioè piuttosto da qualche altra parte. Allora io adesso mi fermo da un customer a Sant'Ostino di Livenza, 4 frecce, così vi ciucciate i miei bellissimi LED. E ci decidiamo col computer dove andare, perché sennò siamo sempre alla cavolo, no? Cioè, hai capito? Cioè va bene alla cavolo, ma se poi non hai il tempo per aggiustare il tiro. Oggi ho parlato col medico, quello che fa le visite mediche da noi in autoscuola, e ho fatto vedere la puntura della zecca, perché sono passati 2 mesi e c'è ancora un po' di scuretto, diciamo, e continua a fare sta crosticina che dopo, per carità, io come i bambini mi tolgo di continuo, no? E quello è chiaro. Però vabbè, lui mi ha detto guarda, per sicurezza fatti l'analisi del sangue e ti prendi l'impegnativa dal medico. Il problema è che quando vado io dal medico, cioè capisci? Bisogna vedere se funziona, che mando mia nonna dal medico a prendermi l'impegnativa e dopo con quella se la farsi l'analisi del sangue, passa a vedere. Aspetta che mando agli amici zingani l'aggiornamento. Te può andare. Boh, il customer non risponde, perché quella da pagare non risponde mai. Porca troia. Io adesso su questo distributore qua l'acqua anche lui. Poi che mi fermo, mi faccio una dozzetta, lavo i piatti, poi carico l'acqua. Tanto boh, lasciamo andare il frigo a gas. Cane, hai caldo? Raccontiamo che ci siamo presi il regalino. Cioè io mi sono preso il regalino a me più che altro. Ho detto no, non è roba per me. Beh, tu hai il pesce, ti ho preso le sardine. Non le neanche volute, sono in frigo, Mannaggia. Siamo presi la micro SD da 64 giga per la GoPro. Questa era la più veloce che c'è, quindi risolvo anche qualche piccolo problemino di scattino che ho, errori vari che sono dovuti alle micro SD lente. E 64 giga, buono, così non rimango a piedi come è successo più volte, insomma. Ma più che altro quella che avanzo mi serviva per il telefonino, hai capito? Quindi non è stato proprio solo uno stizio, insomma, ecco. E qua il frigo, povero, è anche bravo lui, ma col discorso che dopo ti devi muovere, passi con quella corrente che forse raffredda meno. Questo adesso non ho mai fatto viaggi lunghissimi, diciamo, cioè tutta la giornata correndo, quindi col 12 volte acceso, però secondo me raffredda meno. E poi spesso metti vai a fare la spesa, vai a fare una commissione o che cavolo ne so io, robe magari anche che durano un'ora, e mi dimentico di accendere il frigo.
e quindi quando mi muovo è sempre un po' un problema avere la roba fresca. Se invece quando sto fermo o comunque lascio il camper fermo, la roba è sempre bella fredda e il congelatore funziona bene anche quello. Non mi lamento di questo. Peccato solo che il gas non funzioni in corsa, è un peccato, cioè così in generale, no? Purtroppo le robe a gas non le puoi usare in corsa. Sì, tu che sei un camperista lo sai, ma l'altro tu, che non sei un camperista, o vorresti esserlo, diventarlo, o stai per esserlo, che ne so io, non lo sai. Non si può usare il gas in corsa, quindi non si può usare il riscaldamento a meno che non si ha un sistema che funzioni diversamente, tipo il Webasto che monterò io più avanti. Quello funziona col gasolio. Non puoi usare il boiler dell'acqua calda, però insomma farsi la doccia in corsa la vedo un po' dura, o lavare i piatti. E il frigo? Quello è un peccato, il frigo. Vero cane? No? Cioè le tue sardine le lasciamo andare a male, capito che non te ne frega niente di niente, ma almeno la roba tua, dove c'è la roba tua,